Lente di ingrandimento puntata sul libro mastro, la lettura criptata dei nomi potrebbe provocare forti scossoni nel mondo degli affari e della politica. La blacklist da cui ha preso il nome l'operazione presenta 65 voci di spesa non giustificate in 5 pagine di annotazioni. Ci sarebbero nomi di avvocati per parcelle legate effettivamente a cause o per accordi stragiudiziali e piccoli e medi lavori eseguiti più o meno in nero, ma poi ci sarebbero anche 30 nomi da chiarire. L'indagine della magistratura palermitana, decisa a fare luce su quella che viene definita una nuova Tangentopoli siciliana, ruota attorno alla figura chiave che è l'imprenditore agrigentino Massimo Campione, le cui ammissioni, corredate da intercettazioni e perquisizioni, hanno portato agli arresti domiciliari 2 funzionari della Forestale, Salvatore Marranca e Giuseppe Quattrocchi, e l'agrigentino Dario Lobosco, presidente di Rete Ferroviaria Italiana, accusati a vario titolo di concussione e induzione indebita a promettere utilità. Risultano indagati Pietro Tolomeo di Montevago, ex dirigente della Forestale, la collaboratrice di Campione Maria Grazia Butticè di Agrigento, il preside di ingegneria della Core di Enna Giovanni Tesoriere e l'ingegnere della Forestale Libero Canerozzo. Ora gli inquirenti puntano a chiarire i tanti nomi che compaiono nella lista e le cifre riportate accanto, e così stanno passando alla setaccio le intercettazioni telefoniche e ambientali ai danni di Massimo Campione della sua fidata collaboratrice. Sarebbe stata lei, secondo la procura, ad annotare nomi e cifre sul libro mastro, una sorta di contabilità parallela per l'azienda di Campione che lavorava in tutta la Sicilia e buona parte d'Italia per l'amministrazione pubblica e che ha realizzato impianti anche per il Ministero dell'Interno, la videosorveglianza della Digos di Palermo, banchine, portuali, dissalatori, lavori per Comune e Banca d'Italia, impianti eolici e fotovoltaici e tanto altro. Campione, che avrebbe confessato di non avere mai ricevuto richieste di pizzo, ha fatto i nomi di Lobosco e dei funzionari della Forestale, ma avrebbe dato spiegazioni ritenute poco credibili su altri nomi. C'è ad esempio un Lobello che figura nella lista. Secondo quanto scrive stamani Repubblica, l'imprenditore agrigentino esclude categoricamente che si tratti dell'assessore regionale Mariella Lobello e racconta che si tratta dell'ingegnere Danilo Lobello, pagato 9.000 euro per un progetto di videosorveglianza. Campione avrebbe detto inoltre di essersi inventato alcuni nomi per prendere soldi a suo uso e consumo, ma i magistrati non ne sono molto convinti e cercano di mettere un cognome accanto ad ogni nome. Ma non è facile, perché alcuni sarebbero nomignoli. Intanto è fissato per dopodomani l'interrogatorio di Dario Lobosco, da ieri ex presidente dell'Ast.